Signor Presidente del Consiglio, IDV si rivolge a lei per ricordarle che in relazione alle stragi mafiosi del 93 la Corte d'Assise di Firenze ha già stabilito che una trattativa c'è stata fra esponenti di là e esponenti di qua. Di là la mafia, di qua uomini delle istituzioni. Ora la Procura di Palermo il 29 ottobre ha richiesto il rinvio nel giugno 2012 ha richiesto il rinvio a giudizio e il 29 ottobre si terrà l'udienza preliminare per coloro che di qua avrebbero trattato con la mafia ed in particolare uomini politici e uomini delle istituzioni. Ciò premesso, chiediamo a lei, signor Presidente del Consiglio, che non c'è, ma che oggi doveva esserci, intende costituirsi parte civile? Questo governo si sente parte lese in questa trattativa? E come intende comportarsi? Vogliamo una risposta netta e certa, non da Ponzio Pilato. Grazie onorevole Di Pietro, lei sa benissimo che poi l'interrogazione non è al Presidente del Consiglio ma al Governo e quindi il Ministro dei rapporti con il Parlamento, in questo caso appunto il Ministro Giarda, adesso ha la facoltà di risponderle nel merito dell'interrogazione da lei presentata e poi lei ovviamente di replicare. Prego Ministro. Grazie Presidente. Gli interroganti chiedono se il Governo intenda autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato da proporsi già nell'udienza preliminare nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Palermo relativa alla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Non sfugge a nessuno l'estrema delicatezza di questo procedimento, che certamente va apprezzato per l'impegno, lo sforzo investigativo che sono stati profusi al fine di far luce su una delle pagine più drammatiche e più tristi della nostra democrazia. Non vi è dubbio che non debbano sussistere e non sussistono ombre sulla volontà dello Stato di contrastare con gli strumenti della legge l'attacco mafioso sino alla sua completa e definitiva sconfitta e che ciò debba realizzarsi in un contesto di lealtà, di rispetto assoluto dei doveri istituzionali. È pertanto interesse primario delle istituzioni che il problema posto dagli interroganti sia affrontato in termini di piena e trasparente applicazione della legge, senza indulgere in tentazioni di facile demagogia. Proprio in considerazione di ciò, il Governo si è reso parte attiva per accertare se si siano verificati i presupposti formali per intraprendere le iniziative per acquisire i dati indispensabili e formulare le valutazioni giuridiche necessarie per assicurare l'ammissibilità della costituzione di parte civile. È stata pertanto formulata apposita richiesta di notizie all'Avvocatura dello Stato, che ricordo è la destinataria ex lege delle notifiche agli organi di governo. La risposta è stata nel senso che nessun avviso ai sensi dell'articolo 419 del Codice di procedura penale risulta ancora notificato per ordine del Tribunale di Palermo sulla base della richiesta di rinvio a giudizio richiamata dagli interroganti. Ne discende che, poiché, come ben noto, la costituzione di parte civile potrà avvenire solo a seguito di fissazione dell'udienza preliminare, che non può essere evidentemente sostituita da notizie di stampa, le valutazioni attinenti alla costituzione di parte civile saranno assunte dal Governo una volta pervenuti gli avvisi di tale udienza e comunque entro i termini fissati dall'articolo 79 del Codice di procedura penale. Grazie Ministro Giarda. Onorevole Di Pietro, 2 minuti per replicare. Non so se ridere o piangere, francamente, perché tale pavidità del governo, tale ipocrisia, tale presa in giro da parte del governo non ce l'aspettavamo. Da professori
del diritto poi meno che mai. Pure le pietre sanno che il prossimo 29 di ottobre c'è l'udienza preliminare. Noi vogliamo sapere se e quando c'è l'udienza preliminare il governo si vuole costituire o no sin dall'udienza preliminare o vuol fare Ponzio Pilato. La questione è molto semplice. Ai sensi di legge la parte lesa si può costituire sin dall'udienza preliminare. E ciò perché? Perché la legge vuole dare la possibilità a chi si sente lesa di poter intervenire sin dalla prima fase processuale per commemorie, istanze, conclusioni, perché sentendosi lesa vuole essere risarcita. La domanda allora è: ma questo governo si sente lesa o no dal fatto che la mafia ha trattato con le istituzioni e viceversa? E in secondo luogo, quel che noi vogliamo sapere, questo governo vuole l'accertamento della verità o no? Se vuole l'accertamento della verità non ha bisogno di una notifica per dirla, lo può dire, lo deve dire subito. Si vuole costituire parte civile o no? O aspetta la notifica? Ma che presa in giro è questa? La verità è una e una sola, che questo governo lo fa e si comporta in questo modo o per paura, o per ignavia, o per complicità. E io vorrei ricordare che tra i rinviati a giudizio ci sono politici di primissimo piano, di allora e di ora. Ne cito alcuni: Mannino, Dell'Utri, Gargani, Conso e soprattutto Nicola Mancino, che invece di correre dal giudice correva dal Presidente della Repubblica per non andare dal giudice. E questa è una vergogna di Stato che questo governo complice sta coprendo.